Ciao imbruttiti, oggi siamo a Stanghelle, in provincia di Padova, alla sede di Scania Padova. Oggi abbiamo provato a vedere come reagirebbe un camionista veneto se messo sotto pressione. E per questo ci facciamo aiutare dall'ingegner Tragitto Guido, alias Gio Madonna. Andiamo a vedere. Ricapitolando, io sarò un finto ingegnere di Scania, l'ingegner Guido Tragitto, che con la scusa di un test di controllo farà saltare i nervi a un camionista, che sarà la vittima della nostra Candid. Sì, salve, buongiorno ingegner Tragitto. Buongiorno. Ho bisogno di effettuare un controllo del veicolo con un test. Una cosa semplice mentre lei guida, per qualche metro insieme a me. Pronto, mi sente? Da provare il veicolo? Malissimo, lo sento malissimo. Sì, ma cosa fa piano? Mi è fuori tutto a scatto. Io la sento bene invece. Cosa? Sì? Allora parlo con tutti, con voi altri non so può parlare. Lei riesce a confermarmi che arriva per le 16? Sì, se è per le 16 facciamo in modo di essere. Io le devo chiedere una cosa importante, se può. La nostra vittima arriva in azienda, lo accogliamo in ufficio e notiamo che è già bello incazzato per la telefonata che ha ricevuto. Il telefono lo tengo acceso, ma io non voglio che mi rompano i coglioni, scuso il termine, quando sto facendo una cosa. Non è che possiamo stare qua tutta la giornata per lei oggi, eh? Guarda, mi girano anche i coglioni perché vorrei che lo tenessero un po' più pulito. Eh sì, è proprio bello incazzato. E saliti sul camion, il suo sguardo si fa molto minaccioso. Ah, guida senza cintura. Ma che riga quella, perché mia che devo farmi occupare, C'è un odore strano qui dentro. O appunto cos'è qualche. Ho l'uso dei deodoranti di merda. Accelera e frena. Accelero. Frena? Ma lei frena sempre così? Dite frenare. Una giornata un po', no, oggi? No, sta buono perché guarda. Perché qui i parametri che mi arrivano non sono molto buoni, sono un po' anomali. Adesso vada forte, vediamo, facciamo una prova. Spingi, forte, forte! Frena. Io, tu mi devi dire però. Ma no. O frena piano, frena forte. Che se mi arriva uno da dietro e mi incula, non ho mia voglia di rogne. Allora andiamo là. Frena. Dolcemente. Prima ti hai detto frena e te mi dite in chioda. Dimmi cosa te ho perché anche mi giro andiamo in Rio che per me la giornata si finia. Pronto? Ha capito? Pronto? Non ho capito. Pronto? Non ho nessun errore. Lei è Diego. Basta chiamare il mio ragazzo. Ha il suo numero sul cellulare, sui messaggi. Io l'ho trovato. Basta. Ha capito? No, non ho capito un cazzo. Per superare l'imbarazzo, Diego si scusa dicendomi che non è colpa sua e la mia indifferenza lo fa incazzare ancora di più. Purtroppo non è colpa mia, già potrebbe anche farmi alterare. Piano, piano. Siamo mica al Gran Prix di Monaco, Che cazzo, ma 75 euro? Mi compro 650 cavalli per andare a 40 euro, mi compro il Ma spagno con anche me 40 adesso lei non euro. deve correre perché io non mi fido neanche. Ma va a far A chi? A me? dov'è il problema? Poi si inserisce sempre l'antislittamento su sto cazzo dei camion perché il pneumatico non ha grip. Si è voluto montarmi dei pneumatici di merda, no? Freni, freni. Quando dico frena devi inchiodare. No, vabbè, se la rotonda è qua. Ah, ecco questo suoniamo. Dai, Cosa togliti suona? Che cazzo me ne frega a me? Ce la fa? Invece questo puntino di camion qua. Io dovevo andare in campagna a prepararmi il terreno da seminare e sono venuto qui a perdere tempo per sentirmi dire che non leggi i parametri. Ma facciamo una roba, mandiamo l'autista Scania qua, no? In centro autista Scania. Vi presto il camion e Non mi così. Non so cosa dire a Scania di lei. Cosa vuoi dire di me? Tu non devi dire niente di me, devi dire, hai capito, che il camion va di merda. Qui, il signore Hai qua- capito che non sono in grado di usare il camion. Abbiamo rischiato di fare 3 incidenti. Va a dar via. E poi io ti dico anche una cosa. Se hai paura, mai ha paura. Che quella lì è per te. Che a momenti che mettevo le mani addosso a uno che mi dà da lavorare, mi sono ripromesso di stare molto caro. Noi non ti lasciamo mai a piedi. Com'è stato l'ingegnere? E l'ingegnere fra poco veniva a casa a piedi.